Noiosa storia e anche, diciamo, più che noiosa, lunga storia della piazza di Meschio, che doveva essere fatta in 100 giorni da questa nuova amministrazione, ma a distanza di 2 anni è ancora tutto fermo. E noi un anno fa abbiamo fatto un incontro con la popolazione di Meschio, con i residenti, perché capiamo il loro disagio di vivere questa situazione angosciante ormai da 5 anni che questa piazza è in questo stato, e quindi abbiamo chiesto anche all'amministrazione di partecipare, non l'ha voluto fare. Abbiamo lanciato un appello già un anno fa di poter fare un incontro pubblico anche con la ditta Edelweiss. La ditta Edelweiss si è presentata, ha risposto alle domande, l'amministrazione no, come dicevo prima, e abbiamo già lanciato un anno fa l'appello di trovare un accordo bonario per finire questa piazza. A distanza di un anno non ci hanno ascoltato, ma è stato un giudice a nominare un CTU per cercare di trovare una soluzione che metta d'accordo comune e ditta. Ci auguriamo che questa mediazione vada in porto, in modo tale che finalmente la città di Vittorio, ma soprattutto i residenti di Meschio, possano tornare in possesso di una piazza, che ricordiamo che è una funzione anche di aggregazione della popolazione, nonché potrebbe finalmente rilanciare anche il commercio, perché come potete vedere dalle immagini ormai qui con questo cantiere tutte le attività commerciali sono penalizzate, e questo sì, insomma, al giorno d'oggi non è una cosa da poco. L'amministratore comunale, quella reggente, ha detto in tempi non sospetti che era un retaggio questo politico anche della Lega. Diciamo che purtroppo in campagna elettorali sono tutti buoni a riempirsi la bocca e fare promesse. Retaggio della Lega, ma retaggio anche di questa amministrazione, visto che aveva promesso in 100 giorni, ma come possiamo vedere non è successo niente.